Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, ragazzi, Gran Premio del Belgio, 12° posto in griglia, non un gran risultato, però sono convinto, infatti ho preso anche 3 secondi da Hamilton, che chiaramente le Mercedes dominano le qualifiche, però sono tranquillo per la gara perché ho preferito fare solo un giro per tenere le gomme e soprattutto il carburante e giocarmela bene in gara, perché secondo me posso avere un passo gara migliore, lo spero quantomeno. L'obiettivo è finire almeno tra i primi 4-5, vediamo. Comunque prevedo una gara del Belgio devastante. Non è previsto come sempre nelle prime 2 posizioni le 2 Mercedes, se non riusciamo a scalzarle. Vediamo Veneziano dal 12° posto cosa combina in una gara che può essere favorevole. Speriamo, ragazzi. Vai come go 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 go. Inizia il Gran Premio del Belgio. Dai fioi. Voglio un bel risultato, siamo con la Ferrari, cazzo. Vai, tutti in mezzo, Come, bravo. Benissimo, Come, molto molto bene, Come. Vai, Come, relax, Come, relax. Vai, 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 vai. Molto bene, molto bene. Vai che c'è Nicolino, vai che superiamo Nicolino. Ciao Nico, 330 km/h. E il Cube riesce a inserirsi in prima posizione, in testa alla corsa. Il Cubendone, yahoo! E adesso vediamo, ragazzi, vediamo se abbiamo il passo gara. Siamo in prima posizione nelle grandi. Ragazzi, primo ritiro per Kvyat, primo ritiro qua a Spa, il russo della Toro Rosso. Noi siamo ancora in prima posizione. Potrebbe essere una bella chance qua in Russia, in Belgium. Sarebbe bello poter vincere, però è chiaro che è dura, Anche perché le Mercedes pompano abbastanza. Dobbiamo guidare perfettamente se vogliamo ottenere la prima posizione. Il primo pit ce l'abbiamo al 20, cioè il 6° giro. Scusate ragazzi, sto un po' vaneggiando. Miglior secondo settore, però bravo Come. Questa è una gara favorevole. Mi ricordo che ho fatto bene che su F1 13, mi sembra. Però ragazzi, Gigione Hamilton vola. Gigione vola purtroppo. Ma noi siamo qua, ragazzi, noi ci siamo. 56. Giro record di veneziano, giro record fastest lap del Come. Però Button risponde 1.56-800, ammazza, mi ha massacrato Jensen. Questa non l'ho presa proprio benissimo. Vai, vai, Come, vai, 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 pompala, 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 pompala. Hamilton è veramente, veramente vicino. Non riusciamo a scrollarci Gigione. Il grandissimo Gigione. Mi piacerebbe vincere la mia prima gara in Belgio, uno dei tracciati più storici e più belli di tutto il panorama della Formula 1. Per adesso non ho mai rischiato veramente di subire il sorpasso, però non riesco neanche ad andarmene. Vai Come, spinge a cannone. 4 decimi di vantaggio su Gigione, poi c'è Rosberg e poi via via tutti gli altri. Ovviamente la Mercedes è più veloce, il ritirino faccio una fatica devastante.
Attenzione, ancora Gigione. Gigione attaccato, ragazzi. Mamma che Gigione. Mamma che Gigione. Le Mercedes non mollano, ragazzi. Le Mercedes non mollano. Facciamo ancora un giro e mezzo e poi pit stop. Meno male che mi ha dato una bella giornata in Belgio. Di solito piove sempre qua. Ormai siamo a più di metà del mondiale. Dai Comendon, dai Comendon. Chiaramente nella sfida tra compagni di squadra Alonso mi sta battendo perché valgono comunque le gare fatte anche in precedenza. Il DRS non va, ma non è un problema. Ok, concentration a livello massimale. Concentrazione massimale per il Cume. Dopo questa gara, ragazzi, c'è Monza, Gran Premio di casa. Vai, 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 vai. Inchioda Cume, bravo Cume. Altro giro completato. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. E adesso Fioi si va ai box. Siamo pronti per il pit stop. Lo so, lo so. Giro record di Ricciardo 1.56.723. Gran giro dell'australiano. The best Cume in the world, Cume. The best world. Vai. Cume pazzo, ragazzi. Cume pazzo. Dai, stiamo pompando alla grande. Siamo ancora in prima posizione per il momento. Hamilton è sempre là, però questa è l'unica cosa negativa, che Gigione è sempre là, pronto a sfruttare il minimo errore del Cume. Mamma mia quanto vicino è Gigione. Quanto vicino è Gigione. Terrore. Gigione, oltre ad essere un gran pilota, è anche una macchina molto superiore. Sempre 4 decimi, non ci sblocchiamo. Vai Comendon. Veloci, 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 ancora morbide. Vai. Vai, via. Si superano in tanti, chiaramente. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Vai, 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 vai. Carburante normale. Settimo posto, adesso vediamo di non perdere posizioni. Ti abbiamo montato un treno di gomme morbide, ancora un pit stop prima della fine. Cominciamo subito a pompare. Bisogna pompare, ragazzi. Vai Cume, vediamo come... Voglio capire se perdo posizioni o no. È chiaro che la probabilità c'è, soprattutto sulla Mercedes, di perdere posizioni. Tanto Vettel supera Gigione e Hamilton e godo. Che non possono sempre vincere le Mercedes, che due maroni. Ecco, ho cominciato questo giro non benissimo, sto perdendo sicuramente terreno.
da Rosberg. Mi sto inculando il primo posto, detta con un francesismo, vedi? Tensioni come indiane, tipica tensioni come indiane, carburante elevato. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Siamo proprio là, ce la giochiamo ragazzi. C'è il Bibitaro anche a spaccare i maroni. C'è il Bibitarus. Loro vanno ai box. Tutti ai box. Tutti ai box. Sono tutti ai box. C'è molto traffico ai box in questo momento. Vai E adesso vediamo. in uscita dalla pit lane. E adesso vediamo. E siamo ancora in prima posizione. Grandissimi. Lavoro ai box eccellente. Grandi. Dopo la prima sosta siamo in prima posizione. C'è Vettel, anzi Ricciardo. Ma chi... No, scusate, sì, c'è Vettel e Ricciardo. Un altro ritiro intanto. Un altro ritiro. Grandissime soste ai box, però veramente una grande Ferrari quest'oggi. Però stiamo buoni perché manca ancora un secolo. Sono rinate anche le Red Bull, seconda e terza Red Bull. Nelle prime tre posizioni non c'è una Mercedes, cosa molto strana ragazzi. Cosa abbastanza bizzarra. Vai Comendone. Sostituire gli pneumatici nei prossimi 5 giri. Non mi interessa. Ho l'occasione della vita di vincere la mia prima gara in Formula 1 e con la Ferrari. Dopo le belle prestazioni con la Williams. Grande primo, secondo settore. Sto girando bene adesso. Desi scume. Si vede che non ho dietro le Mercedes, però devo approfittarne, cazzo. Devo approfittarne a tutti i costi. Stiamo spingendo come dei forsennati. Vediamo se riesco a scendere sul muro dell'1.56. 1.55, 470, fastest lap veneziano. Grandissimo giro, finalmente vediamo un Cume buono. Hai effettuato il giro più veloce, complimenti. Grazie. Carburante se devono stare un po' su basso, però perché vedo che abbiamo meno un giro. Speriamo di non perdere comunque. Ragazzi, tra 2 giri sosta ai box. Attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. 2 giri e si va ai box per l'ultima sosta. Sempre Ricciardo, Vettel, Rosberg e tutti gli altri, e via tutti gli altri. Siamo ancora primi, sarebbe un sogno vincere in Belgio, sarebbe veramente un sogno indescrivibile in una delle gare più importanti del mondiale. Vediamo Ricciardo, Vettel, poi mi sembra Rosberg e Alfonso. Sarebbe troppo bello vincere, ma stiamo calmi, manca ancora troppo per poter sognare. Manca ancora troppo, Beppe, manca ancora troppo. Ma ancora più di 10 giri mancano, che in Belgio 10 giri sono veramente tanti. E poi c'è il Gran Premio di casa, il Gran Premio, in casa per me, in casa per la scuderia, in casa per tutti. Pilota italiano, attenzione, erroraccio. Adesso devo difendermi bene. Sei 8 posizioni più avanti del previsto, continua così, non mollare. Pilota italiano, macchina italiana, circuito italiano, sarà così a Monza, sarà il sogno dei sogni. Noi intanto pensiamo qua al Gran Premio del Belgio, che ho l'occasione della vita. Prossimo giro sosta ai box. Non riesco a scrollarmi di dosso le Red Bull. Le nostre analisi rivelano che fra 2 giri Rosberg dovrà effettuare una sosta ai box. Mi fa piacere.
Tanto Rosbif supera Vettel, attenzione. Sta tornando Nicolino. Manca l'appello Hamilton, forse è proprio Hamilton che si è ritirato. Mamma mia che tensione, mamma che tensione. Adesso devo fare veramente tutto perfetto, non devo sbagliare nulla. Comunque grande Ricciardo, buona prestazione del Richard. Ricciardo ci prova. Concentration, come concentration please, concentration. Vai Fury. Tutto il vostro supporto ho bisogno. Perché l'occasione è ghiotta ragazzi, l'occasione è molto ghiotta. Qua vado un po' lungo. Eccolo qua Ricciardo. Eccolo qua Richard. Dai Come tieni intanto il primo posto. Vai box da primo. 7 decimi di vantaggio. E che a me preoccupa Nicolino Rosbif. Mi preoccupa Nicolino. E Rosbif vuole superare Ricciardo per guardare. Mamma mia, per guardare ho rischiato di andare fuori. Il pilota davanti a te è più lento nel primo e nel terzo settore. Ok. E adesso vediamo. Meccanici, voglio un altro Miracle. Vai. Bravi ragazzi. Mi raccomando, mi raccomando, ve prego, ve prego. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Fernando è davanti a te di 4 posizioni. Bravo Fernando, bravo. E adesso vediamo. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima. Carburante elevato, devo rischiarla anche per il... Perché si rischia chiaramente di rimanere senza benzina, ma adesso ho bisogno assolutamente della potenza massima. Dai Kuma, ti prego. Voglio il primo posto, cazzo. Voglio la prima posizione. Vediamo dopo la sosta degli altri dove sbuco. Io spero il primo posto, raga. Speriamo chiaramente nella bagarre davanti, che magari ci sono tanti piloti vicini e quindi fanno sorpassi e controsorpassi. Solo questo posso sperare. Però Rosby fa il passo per poter stare davanti a me. È tutto da vedere, ci giochiamo tutto ai box. Se dopo la sosta anche di Rosberg sono primo. Ha ancora problemi con l'IRS ragazzi. La macchina ha qualche problema però Vai come spinge a cannone. A cannone Cube, a cannone. Bottas rimane fuori anche lui. Qualcuno ai box. Dobbiamo impostare una modalità carburante inferiore o non avrai abbastanza benzina per finire la gara. Porca puttana. No. Carburante normale. Siamo quinti. Ma il problema non è questo, il problema è Rosbif. Dai. Ciao. Chiaramente ha fatto il miglior primo settore. Era abbastanza scontato. Sto spingendo come un animale furioso. Sono un animale furioso in questo momento.
Voglio il primo posto e in Belgio lo posso ottenere. Crediamoci, cazzo. È un bel vantaggio però Nicolino, eh? La Mercedes ha veramente una macchina eccezionale. Dai, Kuma, dai. A cannone, Kuma, a cannone. Siamo riusciti a riparare il DRS, ora lo puoi attivare. Bravo. Teoricamente Rosberg deve andare ai box adesso. Rosby fa i box, fioi. E adesso ci giochiamo tutto. Ci giochiamo la prima posizione. Ci giochiamo la prima posizione. Sono secondo per il momento. Sono primo. E rimane in prima posizione il Cube. Però devo passare subito il carburante. Ma siamo primi, cazzo. Siamo in testa alla corsa. E sono finite le soste. Lavoro perfetto del Cube e dei... Grazie agli pneumatici morbidi la vettura che ti segue è avvantaggiata. Ok. No. Hanno le morbide. E allora so cazzi. Se ha le morbide veramente so cazzi. Ma porca troia, sembrava troppo bello per essere vero. Vabbè, stiamo calmi e relax. Ragazzi, siamo al 20° giro. E Rosberg è l'unico di noi tre, tra Commendone, Alonso, Rosberg, Vettel, ad avere le gomme morbide. Incredibile. Eppure non riesce a superare Alonso, perché Alonso ha superato Rosberg e non riesce più a superare, poi superare me. Speriamo bene, una doppietta Ferrari sarebbe un sogno indescrivibile. Non so se riesco a tenerlo ancora tanto, però non ce la faccio più, ragazzi. È una sofferenza indecente. Attenzione Alonso. Attenzione Alonso, noi stiamo di qua. Prova all'interno e teniamo. Tanto Rosberg ne ha approfittato della bagarre ed è secondo. E mo so cazzi perché ha le morbide. Che duello Rosberg fa Alonso. Si sono risuperati non so quante volte. Sarebbe brutto perdere il primo posto per le gomme. Non capisco la strategia di Rosberg, però. Grande strategia del tedesco. Sì, chiaramente sono nervoso, comincio a fare un po' di sbavature in più. Tre ritiri comunque. C'era Hamilton, Chiat e Hamilton non so l'altro. Però immaginavo che c'era... No. Mamma mia. Concentration, come parla meno e lavora di più. Alonso si riprova però. Tenere Rosberg dietro, c'ha la macchina migliore, addirittura le gomme morbide, è un miracolo. Due giri alla fine. Ragazzi, ho bisogno di tutto il vostro supporto perché sarà durissima. Saranno 2 giri infernali. Rosberg è pericolosamente vicino. Mamma quanto è vicino. E devo stare per forza qua. Rosberg ce la fa. Cosa ho fatto qua? Un esternazzo puro. E torniamo davanti. Cerca di conservarlo fino alla fine della gara. C'è una bagarre indescrivibile. Concentration, please, concentration.
Ho bisogno di voi, raga, ho bisogno di voi. Dai Kume, dai Kume. Continua a scaldare le gomme, scalda le gomme. Sì, scaldati sto cazzo. Dai Kume, dai cavolo. Voglio diventare il re del Belgio, voglio vincere la prima gara. Sono sempre stato prima a pit stop a parte. Per il momento teniamo. Alonso ha perso la posizione su Ricciardo. Alonso lotta con Vettel anche. Final lap, final lap. Inizia l'ultimo giro del Gran Premio del Belgio e siamo in prima posizione. Vediamo se riusciamo nel miracolo. Rosberg tenta il sorpasso in un punto impossibile. Dai Kume, portacela a casa, Kume, portacela a casa. Attenzione, Rosberg fa ancora all'interno, io sto qua e vediamo. Stavolta mi supera prima però. Bravissimo Kume, la riprende con le unghie, con i denti. Dai ragazzi, andiamo a vincere questa cazzo di gara. Rosberg ha perso anche la posizione da Ricciardo. Qua è tutto un approfittare. È tutto un approfittare. Dai fioi. Ho le mani veramente andate ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale. Se Ricciardo dovrebbe essere meno un problema. Ricciardo ha le stesse mie gomme, solo Rosberg fa le morbide, che però non le ha sfruttate fino in fondo per il momento. Ma stiamo buoni e stiamo zitti. Sarebbe la prima vittoria come indiana, la primissima in Belgio, in una gara bellissima, meravigliosa, il primo anno in Formula 1. Sarebbe un qualcosa di epico. Attenzione Ricciardo, attenzione Ricciardo. Ricciardo ci prova ma il Kume tiene duro. C'è anche Rosberg, si prova il tutto per tutto in queste ultime curve. Il Kume frena di brutto. Ultima curva e il signor Rosberg arriva secondo, ma il Kume va a vincere il Gran Premio del Belgio. Prima vittoria per il Kume ragazzi, prima vittoria incredibile. Alonso quarto. Cosa ha fatto Veneziano? Gara capolavoro, ma l'avevamo detto che la qualifica non era un problema. Grandissimi. La corsa è tua, congratulazioni per il primo posto. Finalmente la vittoria, finalmente la vittoria irridata. Secondo miglior tempo assoluto, il primo di Ricciardo, peccato. Ma grandissimi, siamo quinti. E possiamo fino a... Attenzione, comunque è tutto... Cioè, è un campionato molto equilibrato alla fine. Bene, bene, bene. Scuderia Ferrari al terzo posto nella costruttori invece è molto più dura. Ma grande ragazzi. È arrivata la prima vittoria, raga. Un saluto dal Q&one veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.